stiamo osservando degli effetti psicologici della pandemia, ma dovremo attenzionare a quello che succederà e come questo impatterà nell'arco di 2-3 anni da adesso. Si guarda ai giovani come categoria tra le più colpite dagli effetti psicologici dell'emergenza Covid, eppure l'investimento sulla salute mentale deve sin d'ora riguardare le diverse fasce della popolazione, perché il benessere va inteso a vantaggio non del singolo individuo ma dell'intera società, sottolinea l'Ordine degli Psicologi del Veneto. E lo stiamo vedendo in particolare anche sui giovani. Ragazzi, bambini e ragazzi che vivono in famiglie che magari avevano già delle fragilità pregresse rischiano di vedere accentuate queste difficoltà o di trovare ancora meno risorse per poterle gestire. Saltata l'introduzione del bonus salute mentale in legge di bilancio, si conta ora sulle iniziative locali. In Veneto al via confronti tra psicologi e istituzioni della regione per garantire assistenza ai cittadini e colmare quel vuoto che in tutta Italia ancora si percepisce. In Italia abbiamo tra i 5 e i 7 psicologi su 100.000 abitanti nel servizio pubblico, rispetto a una media europea che è dai 20 ai 40. I nostri servizi in questo momento, sia nel pubblico che anche nel privato, sono pieni di richieste di supporto psicologico, ma spesso mancano le risorse o mancano le risorse umane nel pubblico o economiche nel privato. Necessario supportare chi fa da sostegno nella vita quotidiana. Se io mi voglio prendere cura del benessere psicologico di un bambino, devo essere sicuro che i suoi genitori, che magari sono in quel momento impegnati a occuparsi di altri 2 figli, di un anziano della generazione precedente in difficoltà, gestendo il proprio smart working e quindi, come dire, facendo gli acrobati in situazioni esistenziali complesse, abbiano a loro volta un sostegno adeguato. Sostenere chi sostiene, e questa è la chiave di funzionamento di un sistema che si prende cura di se stesso in maniera efficace.